In alcuni casi abbiamo documentato addirittura il furto di un veicolo in meno di 30 secondi, 20 secondi per l'esattezza. Le tecniche che utilizzavano gli appartenenti a questa associazione criminale sostanzialmente erano di due tipi. La prima era la tecnica del cosiddetto bottone e consisteva sostanzialmente nell'applicare un dispositivo elettronico nella presa OBD di cui sono dotate tutte le autovetture. Questo consentiva loro di poter copiare i codici contenuti all'interno della centralina della macchina e riversarli immediatamente in una chiave vergine che veniva appunto riprogrammata e quindi era pronta per l'utilizzo. La seconda tecnica invece consisteva nell'utilizzo di una centralina non codificata e quindi sostanzialmente questo apparato elettronico veniva applicato in sostituzione della centralina originale dell'autovettura, ma non avendo codice. A questo punto con una chiave di forza si poteva tranquillamente sbloccare il quadro di accensione della vettura. Ho aumentato sostanzialmente la presenza di 3 batterie operative che appunto si occupavano della commissione di furti nelle loro zone di competenza. In particolare c'era la batteria di San Giorgio che operava nel centro urbano di Catania, poi la batteria di San Cristoforo che invece commetteva i furti di veicoli prevalentemente presso i centri commerciali della città di Catania ma anche della provincia, e poi c'era la batteria operativa di Montepo che si occupava del furto dei veicoli nella parte nord di Catania, quindi nel quartiere Sannullo Ennesima, ma anche nei paesi etnei.